Tragedia a Caltabellotta dove Salvatore Benfari 47 anni ha perso la vita nel corso di un incendio. Verificatosi dell'abitazione degli anziani genitori, l'uomo è riuscito a mettere in salvo le figlie, di 8 e 12 anni, e la madre. Secondo la ricostruzione ancora sommaria, nel momento in cui dentro la casa divampavano le fiamme, si sarebbe trovato nella cantina dello stabile insieme al padre. Resosi conto di quanto stava succedendo, richiamato dalle grida delle figlie, l'operaio si è precipitato in casa dove si trovavano sua madre e le 2 bambine. L'uomo è riuscito a portare fuori le figlie. Subito dopo sarebbe rientrato, tentando di soccorrere anche la madre di 73 anni, rimanendo però imprigionato nell'appartamento che nel frattempo era stato completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco, che non si sono ancora potuti pronunciare sulla causa dell'incendio, al momento si ipotizza un cortocircuito. Sospettano che l'operaio prima di morire possa essere svenuto per le esalazioni da fumo. Sono stati altri vicini di casa nel frattempo a permettere all'anziana madre di uscire e di essere soccorsa dal 118, che nel frattempo erano giunti con un'ambulanza. La donna si trova adesso in un ospedale palermitano, dove è stata trasferita in elisoccorso. La prognosi è riservata. Una tragedia assurda, dice il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante, che ha assistito alle fasi dei soccorsi. La nostra comunità, aggiunge, è sotto shock, abbiamo perso un grande lavoratore, un ragazzo per bene. Salvatore Benfari viveva al nord, dove svolgeva la professione di operaio specializzato con mansioni di saldatore per alcune aziende. Il resto della sua famiglia, moglie insegnante e le figliolette, era rimasto in Sicilia. Sull'episodio la procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d'indagine. Caltabellotta piange un padre esemplare. Sì, purtroppo Caltabellotta piange un padre e un lavoratore esemplare, un eroe che è rimasto vittima purtroppo di questa tragedia che si è consumata ieri pomeriggio. Un figlio della nostra comunità che ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo attorno al dolore, diciamo, dei familiari per questa tragedia e per questa gravissima perdita. Probabilmente sarà programmato il lutto cittadino non appena sapremo le date, diciamo, dei funerali, quindi